Bianca Guzzetta è capolista alla Camera dei Deputati per la lista Liberi e Uguali con Pietro Grasso. Ultimo rush, ultimi giorni di campagna elettorale, ecco gli obiettivi e cosa si propone di fare. Beh, la campagna elettorale non è finita in realtà, questi giorni sono decisivi, è proprio in questi giorni che ci si determina il voto e quindi noi continuiamo a girare, continuiamo a incontrare le persone che ci hanno chiesto di incontrarci perché ci ritengono appunto una possibilità dentro questo scenario politico. Io credo che dopo il 4 marzo assisteremo sicuramente a una rivoluzione degli equilibri politici e credo che noi come Liberi e Uguali avremo una funzione determinante, un compito determinante non soltanto prettamente politico ma nell'equilibrio appunto parlamentare, ma soprattutto per presentare quelle istanze, quei bisogni, quelle storie che io ho incontrato viaggiando appunto in lungo e in largo per questa provincia, storie che parlano chiaramente di lavoro innanzitutto, di occasioni perdute, di occasioni assenti, di grandi trasferimenti, non soltanto da parte di ragazzi ma anche di persone adulte che tra i 45 e i 60 anni vanno via dalla Sicilia, lasciando magari la moglie, invece i figli sono da un'altra parte ancora. Quindi quello che vogliamo rappresentare in Parlamento sono gli uomini in carne ed ossa, i bisogni materiali, la vita reale della gente, che mi sembra molto provata. Io credo che il nostro avversario principale sia quello, sia la mancanza di speranza, la resa, la bandiera bianca. Invece io credo che noi possiamo rappresentare la possibilità di credere ancora in un cambiamento, in un riscatto, in un'alzata di testa appunto di questa terra. Onorevole Fava, da cosa si ci aspetta da queste elezioni che vede appunto l'esordio di Liberi e Uguali per ottenere un posto, una rappresentanza popolare alla Camera dei Deputati e al Senato? L'obiettivo non è soltanto quello di essere presenti in modo numericamente significativo in Parlamento, è quello di restituire alla sinistra una funzione centrale nella scena politica italiana, non di testimonianza, non di semplice antagonismo elettorale, ma proiettata nella necessità di rimettere al centro della discussione alcuni temi che sono stati espulsi dalla politica, come sono stati espulsi da questa campagna elettorale. Sono temi che hanno a che fare con la vita materiale, la vita vera delle persone. È una campagna elettorale in cui quasi tutti parlano degli algoritmi attraverso i quali cercheranno di far quadrare i numeri per andare a un governo e a una maggioranza. Noi proviamo a parlare, siamo all'Agrigento, del modo in cui la gente apre il rubinetto e non trova l'acqua o deve far pagare ai figli per mandarli all'università lo stesso biglietto d'autobus che pagano i turisti. Cioè, Liberi e Uguali sceglie due parole che stanno tutte dentro la carne dei siciliani, la libertà spesso precaria, immaginaria, immaginata, eguaglianza in una terra di profonde, antiche, rumorose e violente diseguaglianze. E vogliamo rimettere al centro questi temi e le battaglie concrete che stanno dentro questi temi, affidandoci anche alla rappresentanza di una persona come Pietro Grasso, che non viene dalla politica politicante, dai tatticismi, dal mestiere della politica vissuto come unica ratio, ma dalla vita che noi conosciamo, che ci appartiene, che ci rassomiglia, un magistrato, un siciliano, un uomo che incontra la politica dopo aver incontrato l'impegno attraverso molte altre battaglie e ci racconta il modo in cui la politica può tornare ad affacciarsi nella vita comune e quotidiana. Ecco, tutto questo vorremmo che poi diventasse un modo per la sinistra senza aggettivi, senza punteggiature, senza sfumature, senza trattini, di tornare ad essere una grande risorsa a beneficio e a disposizione del Parlamento e di tutti gli italiani.